Continua il nostro viaggio nel mondo di Deltarte. Oggi presentiamo l'opera di Cento Canesio a Loreo e ancora una volta ci colleghiamo telefonicamente con la curatrice del progetto Melania Ruggini. La settima edizione del Festival Deltarte è esordito giovedì 26 settembre dalla cittadina di Loreo con la partecipazione di Cento Canesio, che è un artista molto famoso nel panorama del lettering e del graffitismo, e tra l'altro ha lavorato con marchi molto famosi come per esempio Diesel, Stefanel e Lobster e così via. Ed è stato inaugurato appunto questo murales monumentale, perché è un murales addirittura di quasi 30 metri e si trova in Viale della Stazione, proprio nel parcheggio creato ex novo, vicino alle cartiere del Polesine e proprio vicino alle scuole medie. E tra l'altro con le scuole medie abbiamo realizzato 2 giorni prima dell'inaugurazione un laboratorio legato alla sensibilizzazione ambientale ad opera di Luci, laboratori urbani per comunità inclusive ad opera di Giorgia Businaro. Un progetto molto interessante proprio perché la settima edizione è dedicata all'ambiente, quindi volevamo trovare anche altre realtà come questa che operano proprio per la sensibilizzazione da parte anche dei cittadini, ma anche e soprattutto nelle scuole. Per quanto riguarda il murales di Cento Canesio, si tratta di un lettering coloratissimo, Enjoy the Planet, quindi un invito proprio a fruire in positivo dell'ambiente e di godere dei frutti che l'ambiente ogni giorno ci regala in maniera gratuita e senza fini utilitaristici, come a differenza invece siamo noi uomini che stiamo completamente, letteralmente distruggendo il nostro pianeta.